Potrebbe lasciare la Juventus Mario Mandžukić, che dopo l'addio di mister Allegri non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico Sarri. Sul giocatore, nonostante i 33 anni di età, ci sarebbe l'interesse di diversi club, tra questi il Borussia Dortmund in Bundesliga e alcune squadre del campionato cinese che avrebbero pronti ingaggi milionari. Per quanto riguarda l'Italia, nelle ultime ore era uscita l'ipotesi di un trasferimento alla Lazio, notizia che però non ha trovato conferma nella società biancoceleste. Attenzione però anche a Ken, dopo la recente bocciatura per motivi disciplinari con la nazionale Under 21, sul giovane azzurro potrebbero esserci delle sorprese. La Juventus potrebbe annunciare un nuovo clamoroso ritorno. Dopo quello di Leonardo Bonucci la scorsa estate, infatti, nei prossimi giorni sarebbe atteso l'annuncio di Gianluigi Buffon di nuovo con la maglia bianconera. Il portiere 41enne, dopo l'anno giocato al Paris Saint-Germain, con cui ha vinto un campionato francese, sarebbe disposto a tornare e a ricoprire il ruolo di secondo dietro a Szczęsny, in attesa di ricoprire nuovi incarichi in futuro a fine carriera. A lasciare la Juve potrebbe quindi essere Mattia Perin, sul quale ci sarebbe l'interesse di Roma e Siviglia. Buffon potrebbe essere annunciato a breve dopo aver vagliato alcune ipotesi, anche considerevoli, come quella di giocare la Champions League con il Porto, sostituendo l'amico Casillas. Gigi sarebbe pronto al clamoroso ritorno a casa. Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Roma annuncia la cancellazione del ritiro estivo a Pinzolo in programma dal 29 giugno al 7 luglio. La società ha preso la decisione nonostante non sia ancora uscita la sentenza UEFA sul Milan. Lo staff giallorosso ha deciso di posticipare il raduno dei giocatori fissato al 5 luglio. La Roma sarà quindi costretta a pagare una penale al comune che aveva già organizzato i 9 giorni di ritiro e lavorerà a Trigoria come nella scorsa stagione. Ci scusiamo anche con i comuni di Pinzolo, con l'APT di Pinzolo, Madonna di Campiglio, con Trentino Marketing e con tutte le strutture che si erano preparate in tempi record ad accogliere la squadra e i suoi fan, si legge nel comunicato, mentre è stata creata una casella email dedicata ai tifosi che vorranno mettersi in contatto con il club per eventuali rimborsi. Le vittorie in casa Ferrari tardano ad arrivare, ma Sebastian Vettel arriva a carico più che mai al GP d'Austria, nono appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della Rossa di Maranello punta a riscattarsi dopo la vittoria che gli è stata tolta nel Gran Premio del Canada per una penalizzazione e dopo il deludente GP di Francia, chiuso al quinto posto. Su questa pista bisogna fare tutto alla perfezione, anche se è molto corta e si gira in poco più di un minuto. Anche qui è importante garantirsi una buona posizione di partenza per poi avere una buona gara la domenica. Senza dubbio è una pista sulla quale mi piacerebbe vincere, sono salito già sul podio, ma mai sul gradino più alto. Vorrei provarci, ha concluso Vettel.